E siamo in chiusura di trasmissione, anche questa puntata di Panorama Sardo è andata via con 1000 problematiche da analizzare. Siamo partiti con il positivo che riguardava il concorso internazionale del Vermentino e il successo della Sardegna, che si conferma terra prediletta di questa produzione enologica. Abbiamo parlato di manovra finanziaria, di agricoltura e chiudiamo in bellezza con la positività, perché lunedì nel Polo Tecnologico Aerospaziale di Napoli il nostro professor Cao, responsabile da numerosi anni del distretto aerospaziale della Sardegna, è stato nominato responsabile scientifico per il progetto Marte 2027, quindi in 7 anni dovremo atterrare sul pianeta rosso? In 7 anni dovremo atterrare sul pianeta rosso, la partenza è schedulata per novembre del 2026, atterraggio, ammartaggio si dovrebbe dire in questi casi, ad agosto del 2027. È un'iniziativa di largo spessore naturalmente che coinvolge 4 regioni, la Sardegna, la Campania, il Lazio e la Lombardia, ed è un'iniziativa ovviamente che potrebbe portare il Paese a essere annoverato tra i Paesi capaci di raggiungere il pianeta rosso. Quindi una tecnologia, un'iniziativa, una missione direi di grandissima rilevanza. Una missione che vede coinvolte 4 regioni italiane e all'appuntamento di Napoli erano presenti anche i rappresentanti delle regioni che credono nel futuro, nell'aerospazio. Con il professor Cao c'era l'assessore al bilancio Giuseppe Fasolino, che ha confermato anche ultimamente che su questo settore, su questo percorso, la Sardegna scommette molto. Ma la Sardegna scommette molto ed è emerso in modo inequivocabile, e così è vero anche per altre regioni d'Italia, tanto che si sta immaginando la stesura di un protocollo tra le regioni coinvolte nell'ambito di questo progetto. E quindi io credo che, come dire, sia davvero rilevante che anche i decisori politici delle regioni, che vedono in questo momento alcuni degli attori principali per raggiungere questo obiettivo, colgano l'importanza di sinergizzare, fare squadra, fare sistema paese in un settore così rilevante come l'aerospazio, che può davvero consentire all'Italia di essere un punto di riferimento mondiale. All'appuntamento di Napoli erano presenti anche Avio e il Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale, che saranno protagonisti di questo progetto, e soprattutto è importante parlare di quello che rappresenterà il veicolo di lancio Vega, che viene collaudato sul nostro territorio. Assolutamente sì, sia Avio che il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali sono 2 soci del distretto, 2 soci importantissimi del distretto aerospaziale della Sardegna, e sono coinvolti evidentemente in modo significativo nell'ambito di questo progetto, ed è vero che già oggi la Sardegna, il distretto quindi aerospaziale della Sardegna, ha avuto la possibilità di consentire a queste realtà di dislocarsi in Sardegna, in particolare oggi con le iniziative su Capo San Lorenzo e su Perdas de Vogu. La Sardegna è già un punto di riferimento nel mondo dell'aerospazio nazionale e evidentemente internazionale, e solo in Sardegna ci sono altri 2 stati europei, la Germania e la Francia, dove è possibile effettuare questo tipo di test, ma quello italiano è in Sardegna, e questo credo che sia un elemento di grande importanza. E nel 2027 il pianeta rosso sarà scoperto, ispezionato dai droni che vengono collaudati in Sardegna. Ma questo è un passaggio su cui si sta ancora lavorando, certamente tra i payload, cioè fra le sonde che verranno portate nell'ambito di questa missione e che atterreranno sulla superficie di Marte attraverso una nuova tecnologia che è stata sviluppata, tutta italiana, in Campania. Si parla di atterraggio soft. Si parla di atterraggio soft attraverso questa tecnica ad ombrello, paracadute ad ombrello,
che è stato sviluppato appunto in Campania, e dicevo nell'ambito delle diverse sonde che raggiungeranno la superficie marziana c'è tra le ipotesi certamente di far volare un drone, cosa che non è mai successa al momento sulla superficie marziana, così come di sfruttare una tecnologia sviluppata in Sardegna che fa capo, diciamo, ad uno dei brevetti di proprietà del distretto aerospaziale della Sardegna, appunto, e cioè la capacità di realizzare mattoncini, elementi strutturali su Marte usando il suolo marziano. Il presidente del DAC, quindi il suo collega del distretto aerospaziale della Campania, ha osservato che si va a valutare, a conoscere, a scoprire un pianeta che potrebbe essere molto più simile alla Terra degli altri. Questo lo è certamente, l'atmosfera marziana è certamente, il sistema marziano è certamente molto più simile, anche se oggi, diciamo così, il passo successivo e più prossimo è quello di ritornare sulla Luna in termini di equipaggi umani. Io credo che noi con questa missione abbiamo voluto guardare oltre, abbiamo voluto guardare a 7, in particolare a 10 anni data, perché riteniamo che Marte in proiezione futura possa essere più facile da colonizzare, proprio per poter sfruttare, lo dico evidentemente in modo abbastanza, come dire, con cognizione di causa, anche in relazione proprio a un altro brevetto che il distretto dispone, che è proprio quello di utilizzare e sfruttare tutto ciò che il pianeta Marte mette a disposizione per poter, diciamo così, incrementare i tempi di missione. Ecco, spieghiamo al telespettatore che stiamo parlando di manufatti che saranno realizzati sul posto utilizzando la materia prima locale. Assolutamente sì, si tratta di, diciamo così, aver concepito e brevettato e aver visto riconosciuto questo brevetto in Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia, e siamo ancora in attesa del responso indiano, ma ci auguriamo possa essere favorevole. Dicevo, brevetto, processo brevettato che appunto consente di sfruttare, utilizzare il suolo, la regolite, così si chiama in gergo tecnico, marziana per la realizzazione di elementi strutturali. Si parla di un investimento di 60 milioni di euro, a prescindere dai 50 necessari per il vettore Vega. Si parla di un investimento da 300 milioni di euro globalmente. No, parliamo di quello sardo. Quello sardo adesso quantificare è forse prematuro. Globalmente il progetto è un progetto da 300 milioni, spalmati naturalmente su 7 anni, che vedono, diciamo, una cinquantina di milioni necessari al vero e proprio lancio, un centinaio di milioni, forse qualcosa in più, necessario allo sviluppo del vettore, tutto il resto andrà definito sulla base delle effettive esigenze, ma c'è uno studio di missione, quindi di esigenze finanziarie, che è già stato effettuato. Ci auguriamo di poter portare in Sardegna risorse importanti. Sono già partiti i titoli di coda, devo farle un'ultima domanda e credo che sia un interrogativo che si pongano tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando. Sappiamo che questo progetto decollerà, sarà concreto entro i prossimi 7 anni, che nel 2026 partirà il vettore Vega, quindi ci vuole un anno di tempo per raggiungere il pianeta Marte. Sì, ci vogliono 9 mesi in particolare e siccome i pianeti devono essere allineati, noi stiamo sfruttando l'allineamento dei pianeti Terra e naturalmente Marte, che si verificherà diciamo nell'intervallo temporale che va da novembre 2026 a agosto 2027, e naturalmente laddove non fossimo, Dio non voglia, capaci di come dire, cogliere quella finestra, dovremo aspettare i 2 anni successivi. Quindi se non si ammarterà nel 2027 e tutto non andrà, diciamo, perfettamente in linea, dovremo ammartare nel 2029. Ma in questi scenari, per questo tipo di missione, adesso non voglio mettere le mani avanti, 2 anni e niente, e quindi siamo pronti anche ad un'evenienza di questo tipo. Grazie professore. Grazie a voi. Panorama Sardo, in collaborazione con